Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, torniamo su F1, modalità carriera scuderia, dopo l'impresa titanica di Monte Carlo, 14esimo in Barcellona, proprio non me l'aspettavo, però siamo così, siamo ancora una squadra da belle prestazioni, battute d'arresto. Proviamo la strategia a una sosta, in realtà, posso dire, ma possiamo provare la doppia, però fare, ok. Ecco così, no? Proviamo una strategia più aggressiva. Vediamo. Vediamo se ci riesce l'impresa. Ok. Voglio provare le due strategie con mescole più cazzute. Proviamoci ragazzi, non abbiamo nulla da perdere. Vai raga. Go, 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 go. Dai di cattiveria subito. Cerchiamo di stare attenti. E recuperiamo 3 posizioni. Che non ho molta aerodinamica in sta gara. Mi sento a livello di tenuta, mi sento non a posto sinceramente. Adesso piano piano, a Monte Carlo abbiamo fatto un'impresa che va al di là di ogni immaginazione. Proveremo le due soste. Voglio tentare a fare nessuna erogazione hertz per avere, quindi caricarmi di più per avere più batteria. Vediamo se è una buona strategia. Non sento la macchina al top, c'è niente da fare. Soprattutto in queste curve qua, guarda che brutta, mamma mia. Primo giro orribilante. Le 3 posizioni guadagnate le ho già perse, molto bene. Non c'è un buon setup, infatti Webber è finito 17esimo e quindi ti fa capire che a livello prestazionale non ci siamo molto qui. Poi sono l'unico con le medie in questo gruppetto, comunque. Questo è da valutare, infatti. Però con il cuore a Ayrton, il team principal veneziano, è felice. E comunque è l'unico con le medie in questo stint, in questo gruppo, soprattutto di piloti. Dai, spingi sto catorcio. Questa curva non riesco a prenderla bene, non capisco il perché. Condizioni delle gomme Ancora, beh, siamo al primo giro. Dai, che siamo a caccia. Voglio fare punti almeno, perché non si può passare da un primo posto a Monte Carlo a non fare punti in Catalogna, che è una gara anche comunque favorevole. Però lo è per me forse, ma non per la macchina in questo momento. Però con le medie stiamo tenendo, questo è importante. La sosta ce l'abbiamo tra l'11esimo e il 17esimo laps. Stiamo prendendo un po' di ritmo adesso, niente di eccezionale, ma sto cordolo non posso prenderlo così.
E qua perdo anche il DRS, forse, sì. Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Le condizioni sembrano stabili al No, momento, non è lungo. prevista pioggia. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Ah. Perché faccio fatica sulle curve veloci oggi, eh. La cosa, ahimè, è abbastanza Il ufficiale. distacco dalla vettura che ti precede è 1,7 secondi. Chiaramente nel primo stint non voglio la safety car o altri casini. È arrivata la prima safety, è arrivata proprio a Monte Carlo, ho rischiato di perdere una gara già vinta. Comunque nonostante... Guarda, no, i cordoli qui in Spagna non si possono prendere, È pazzesco il cordolo di Catalogna, ogni cordolo è la fine praticamente. Comunque Verstappen sta dominando in lungo e largo il mondiale oggi, Proverò con l'erogazione ERS più su media o hot lap nell'ultimo stint. Yellow flag, no, sì, yellow flag. Bandiera gialla. Attenzione, ancora bandiere gialle, fuori Qualcuno Piastri. è uscito di pista davanti a te, stanno sventolando la bandiera gialla. Alcune informazioni su Piastri, è fuori dalla gara. Piastri fuori, Piastri out. Bandiera verde. Sventolando bandiera verde. Teniamo questo ritmo con ste gomme. Dopo tutti vanno ai box. Possiamo dire la nostra, però Verstappen è illegale in questa prima stagione. Sta vincendo qualsiasi cosa il pilota olandese. Tranne Monte Carlo, però quella l'ho vinta io. Siamo ai box, abbiamo finito quinti ragazzi, abbiamo fatto un bel stint, secondo me più di così non potevamo fare, adesso vediamo cosa succede. Dai raga, veloci. Siamo undicesimi. Veloci. Ah, lenti. Perso la posizione. Abbiamo un'ultima sosta Che nella culo. nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Siamo 19esimi ragazzi, mamma mia, vuol dire che tanti devono fare la sosta adesso, spero il signore, perché adesso abbiamo un'altra sosta, doppia sotta. Questa è la nostra posizione effettiva. Anche loro si sono fermati ai box. Calma, Scalda le gomme e dacci dentro. siamo pieni di traffico, però questa cosa non mi piace. Tanto traffico abbiamo. Dobbiamo essere bravi a superarli velocemente. Abbiamo Weber davanti. Su Noda ha messo le hard, Su Noda non si ferma più, però lo stiamo massacrando. 3 secondi l'abbiamo dato in mezzo giro. Vai, adesso dobbiamo volare però, Il tuo RS si sta scaricando. Ricordati che puoi sperimentare con le modalità ERS sul DMF, oppure lasciare l'acceleratore e premere leggermente il freno per ricaricarlo manualmente. Sta buono, comunque è previsto tutta la gara nuvolosa ma senza pioggia.
informarti che un paio di sensori ci stanno fornendo delle Yellow flag letture ancora. anomale. Probabilmente sarà solo un problema di dati corrotti, Attenzione, quindi non incidente, preoccuparti per incidente. ora. Se dovesse saltar fuori un problema reale, ti aggiorno. Bandiera verde. Peccato, testa coda, vedi che sbagliano anche loro. Però niente, safety. Se in questo momento non so quanto mi convenga in realtà. Poi che hanno le gomme finite sti qua. Queste hanno veramente le gomme finite. Andiamo Webber rompe i coglioni. E ce lo riprendiamo. Non sarà facile fare punti però, ve lo dico già. Perché sto perdendo tanto tempo qua. Non dovevano andare ai box questi, porca miseria. Hanno le gomme finite ma stanno fuori. Stiamo dando tutto. Non so se le due soste sono giuste, ho voluto una strategia aggressiva perché, mamma mia, sono partito dietro. Go, 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 go. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Buono, buono. 12esimi. Siamo in piena caccia. Quello che la zona punti a mio parere è dura. Bisogna capire se sono tanti sulle due soste è un discorso, se no... Mancano 14 giri alla fine. Gara ancora tutta da scrivere. Non sto guidando malissimo, è la macchina che oggi non c'è tanto secondo me. Due alle medie. Che qua non devo perdere troppo tempo. Bella, questa l'ho presa benissimo. Dai, che chiaramente non ho ancora una super macchina. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Ancora tanti devono andare ai box, dai, secondo me. E non tutti sono su una strategia, speriamo. Se no è dura, se no è molto dura. Dai che qualche punto lo voglio. Qualcuno va ai box, qualcuno va ai box. Una Ferrari.
praticamente se fosse una safety car adesso devo andare di gialla per chiudere. Ocon si sta fermando per il Ok. pit stop. Ora puoi rientrare ai box. Mark sta rientrando per la sosta. Abbiamo Lec davanti, ma insomma Lec sappiamo che non stiamo gareggiando su Lec. Lec chiude con la hard. Mamma mia. Siamo 12esimi. 12esimi dovremmo finire. Dai, che lenti. Addirittura Russell ci supera. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il freno attuale. Sì. Guarda Webber che deve rompere i maroni. E adesso però sarà un'impresa quasi disperata. Siamo tantissimi secondi dalla zona punti. Bisogna capire se qualcuno deve ancora fare la sosta, ma la vedo improbabile come cosa. Comunque Webber 13esimo, 14esimo ci fa capire che comunque oggi le commenda GP non sono così forti purtroppo. E la zona punti vista a 20 secondi, anche di più forse. Non li recupero neanche se vuoi. Solo una safety car mi potrebbe aiutare, ma figurati se mi arriva la safety quando mi serve. Tante sbavature anche. Addirittura un doppiato. Male, male, male. Addirittura finiamo doppiati oggi. Tutti e due. Cioè, rispetto a Monte Carlo, one disaster. Ma questo è il cume, signori. Tutto il contrario di tutto. La macchina deve ancora crescere tanto, Tanto Max va a vincere l'ennesima gara da fenomeno assoluto. Complimenti a lui. Per noi un 13esimo posto amarissimo con l'umiliazione anche del più un lap. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Va bene. Sì, siamo la prima scuderia, ho fatto degli sviluppi incredibili, sto diciamo sviluppando la parte macchina più che le risorse della fabbrica e tutto quanto. Spero sia la scelta giusta, però siamo primi, la Commenda GP è in testa, speriamo bene. Adesso abbiamo il Canada. Ok. Buona P5 anche se con la miglior macchina, perché in questo momento la miglior macchina, è chiaro che parliamo di pochissimo, speravo qualcosa di meglio in Canada che è una gara favorevole, piove, prevista pioggia per la prima parte, poi sole teoricamente. Quindi andiamo P5, possiamo puntare secondo me al podio. Webber malissimo, mi sembra 15esimo. Ovviamente con la pioggia abbiamo buone possibilità. Go go go. Bisognerà capire le strategie ovviamente. Ok. Con la pioggia Ayrton ha dimostrato di essere un grande. Vedremo.
questo giovane pilota brasiliano che vuole sulla Kumenda GP portare a casa ottimi risultati. Canada è una gara favorevole, però sarà una gara secondo me particolare, appunto perché ci sarà il meteo che può sconquassare tutto. Chi è primo secondo voi? Mark Webber, incredibile, oh, cioè Webber è scusate, magari il Max Verstappen, pazzesco Max. Il radar mostra che sarà sereno presto, ci sono circa altri 10 minuti di pioggia. Quindi sarà una pioggia in realtà. Sembrano le più indicate per ora. Pioggia leggera e dura anche poco, mamma mia, qua il muro dei campioni mi fa un po' paura, sono sincero. DRS ora attivo. Come DRS attivo, attenzione. Devo dire che la pioggia se ne sta proprio andando. Mamma mia che culo. Pioggia leggerissima che se ne sta già andando. Stimiamo che questa pioggia cesserà tra circa 10 minuti, quindi mantieni la concentrazione. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Non sto ben capendo, sinceramente. Adesso vediamo cosa fanno anche gli altri. No? Mamma mia. Ehi, piano con quei sorpassi. È stata una mossa molto rischiosa, potevano darci una penalità. Nessuno prova i box per il momento. Lungo. Mamma mia. Sono un po' indeciso su cosa fare, sinceramente. Dopo andiamo di medium. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. Io sono rimasto quinto, Sembra una pioggia veramente leggera. Nessuno però le sta cambiando, quindi boh. Attenzione, red flag. Bandiera rossa, signori. Stroll fuori. Bandiera rossa, fioi. Ok, allora la pioggia secondo me è andata, infatti. Okay, questa è una buona occasione per cambiare strategia per il resto del Gran Premio, volendo. Sì, andrei. Andiamo di medium. Pazzesco, bandiera rossa. Resta in attesa. Tanti vanno di hard. Adesso devo approfittarne, ragazzi. Partito. È aperta la registrazione, eccomi qua. Crediamo che il sottoscocca sia un po' rovinato, Sorry. ma niente di serio. Sorry, guy. Sono rovinato anche la macchina per mettere a posto la registrazione, dimmi di no. E invece sì, vaffanculo, va. Bandiera rossa e vaneggi. Anche la pioggia andava in fase veramente calante, quindi si è evitato una sosta ai box praticamente. Solo che tanti puntano sulla hard, però non c'è più l'obbligo, cioè non c'è un obbligo di mettere hard e medium, quindi boh, io metto due medium, secondo me non ce la fanno a fare tutta la gara in hard. Boh, vedremo. Leclerc, Norris, Hamilton hanno rischiata, no? Cioè, questa bandiera rossa ci ha aiutato.
commissari hanno dato l'ok per il DRS. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 2,0 secondi. Che abbiamo già visto una safety car, una virtual safety car e 2 bandiere rosse, insomma, quindi va bene, va bene. Non riesco a pigliare l'EC, teoricamente la macchina migliore, teoricamente. Ok, questo è il distacco dall'auto di fronte, 1,5 secondi. Devo cominciare a macinare adesso. Perché se non ha proprio un ritmo indiavolato, eh. Mamma mia, sempre lunga la prendo questa. Sotto in pista la Safety car, Fai safety attenzione, car. mantieni il tempo delta positivo o riceverai una penalità. Rallenta, mantieni positivo il delta. Ok, rallenta. Allora, qua c'è Delta tutto però, negativo, qua vuol c'è dire che tutto. stai andando troppo veloce. Che Rallenta. stagione, che bello. Squalifica di Birman. La Attenzione. safety car è una buona occasione per tornare ai box. Andremo Perché un po' ora più al lunghi del 21 previsto per il prossimo set di gomme, ma possiamo farcela. Ricorda solo che probabilmente perderai posizioni. Non lo so, però io vorrei riprovare. Dovrei andare di hard però. Ti consiglio di restare fuori durante questa safety car. Le gomme sono a posto e non vale la pena rischiare di perdere posizioni. Infatti anche io non mi rischierei sinceramente. Incredibile, safety car, Birman è fuori dai giochi. Max va però, Max va. Va Max. Max va, però Max va di hard. Io rischio ancora le medium. Vediamo se è la scelta giusta. 17 giri previsti, 17. Ce la dovrei fare anche contando che faccio qualche giro in regime. Adesso, ultima sosta. Siamo sesti. E siamo in regime di safety car. Alcune informazioni su Berman. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà Sì, ritirarsi. l'avevo capito questo però, vecchio. Questo lo abbiamo capito. Adesso mi devo accodare alla safety car e chiaramente consumare meno gomme possibili. Entrambi abbiamo scelto di fare 2 soste, ma loro ne hanno ancora una da fare. Proviamo a sorpassare, ma non esagerare, perché faranno il pit stop a momenti. Vabbè, non ho ben capito, ma... Poi siamo in regime, resta dietro a Tsunoda. Vediamo se riesco a portare a casa il miracolo. Sto provando con le medium perché non ho il passo per vincere, quindi voglio rischiarla. Però le gomme migliori, devo approfittarne. E adesso vediamo se ho fatto veramente una pazzia. Qualcuno deve entrare ai box, sono sicuro, non sono andati tutti ai box. Se pensi di poterci riuscire, attiva la modalità sorpasso e mostra di che pasta sei fatta. Sì, ma sono un uomo però, vecchio. Vediamo se Ayrton sta dimostrando di essere il fenomeno della F1. Dai, spingi, spingi, che abbiamo comunque una gran macchina adesso. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. Attenzione, mamma mia. Alettone, a posto, solo un po' le fiancate che sono andate. Go, 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 go. Perfetto.
Lo fai sembrare facile. Ci provo, vecchio. Il problema... Il compagno dietro di te è 3,0 secondi. Il mio vero problema è che ho fatto la pazzia DRS consentito, ripeto, DRS di mettere consentito. ancora le medie, non ho, cioè posso, non sono obbligato a metterle hard, però attenzione, mamma mia, che bloccaggio di Lando. Teoricamente queste gomme hanno 17 giri da poter fare, quindi ci sono a pelissimo proprio. So che gli ultimi giri saranno da panico, però però si vede che è una bella macchina adesso, Anche è vero che ho le gomme fresche rispetto, penso, a Norris, non lo so, teoricamente. Comunque una mescola anche più morbida, quindi ci sta. Abbiamo incredibile Gigi Hamilton, Lewis Hamilton in Ferrari è primo in classifica. Solo che manca un'eternità. Ok, stiamo raggiungendo un punto pericoloso con l'usura di MGUH. No, sta a rompere i maroni. Il motore peggiorerà il problema, quindi mantieni la temperatura sotto controllo. Una parola. Devo spingere a bomba, raga. Ok, vieni ai box. Stiamo mettendo a punto la strategia. Rientra ai box. Qui dopo solo la hard, Ok. Mi sono ciucciato tutti i set, cazzo. Dai, devo cercare anche di prendere Gigi. Ho la gomma per poter prendere Gigi. Sulla carta ce la posso fare arrivare in fondo, Adesso devo fare i miei giri migliori, ovviamente. Ho seguito Max, ma ho messo le medium. Rischio incalcolabile. E a caccia Ayrton, che pilota, signori, che pilota su questa Kumenda GP. E adesso potrei ciucciarmelo veramente Gigi. Sono in assoluto la macchina più veloce. Qua potrei stampare il fastest. Non lo stampo. Incredibile. Monteremo gomme dure. In Canada. Solo che Max purtroppo è qua. Non ci credo. Ah, che brutto errore. Che errore orrendo, che errore orrendo. Ho sentito la prensione di Max. Ma inchiappettato. Le gomme non sono messe benissimo le posteriori. Comunque ho fatto un miracolo, a salvarle e non ritirarmi. Almeno il podio lo voglio, è incredibile. Max, l'ho sentito dietro, detta così non suona bene. Ma inchiappettato. Verstappen è già a 5 secondi. Cioè, no, Verstappen mi superava comunque. Io non la tengo più, raga. Non la tengo veramente più. Siamo addirittura terzi, peccato. Hai perso una posizione, ma restiamo concentrati.
quando è le gomme posteriori messa male, peggio ancora delle anteriori per certi versi. Ok, ultimo giro. Portiamo a casa il risultato. Vai, un podio va benissimo, però peccato che fino a un giro e mezzo dalla fine ero primo, solo che non potevo assolutamente tenere. Ho le gomme troppo messe peggio. Adesso Webber non rompe i maroni però. Mamma mia, la macchina la sento scodare peggio di una moto, ve lo giuro. Anche il podio è a rischio, anche il podio è a rischio. Webber lo vuole, Webber lo pretende. Mamma mia che dura. Verstappen vince l'ennesima gara, fenomenale Max, che ormai il mondiale è suo. Aia. Incredibile, prova l'esterno. E me la riprendo. No! Non ci credo. Ma non ci voglio credere. Sì, siamo sul podio, ottimo lavoro. Il team si è impegnato tanto per tutto il weekend e questa è la miglior ricompensa Mamma mia. possibile. Vabbè, cambiava poco perché era un mio pilota compagno di squadra, però ultima curva veramente E brutta alla da vedere, un fine brutto nessuno è rettilineo. riuscito a fermare Max Verstappen che si aggiudica la vittoria. Che dura ragazzi, cioè, diciamo chiusura al limite. Beh, è stata una lunga attesa per molti dei fenomeni al volante, ma a ripagarla ci sono una folla esultante e i festeggiamenti sul podio. Ma il primo posto è solo uno e oggi va all'unico e Sì, inimitabile Max Verstappen. un po' di polemiche ma rimangono sotto traccia perché dietro c'era Webber, dai, mettiamola così. Però ho avuto una gran gara, cazzo, ero primo fino a un giro e mezzo. Ayrton festeggia, Webber un pochino meno. Mamma mia ragazzi, che gara soddisfa. Dopo una gara del genere il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Comunque bei punti per la Comenda GP. Allora, noi siamo settimi nel mondiale, beh, Verstappen sta letteralmente dominando, ottavo Webber nella costruttori, siamo tranquillamente quarti e godo. Abbiamo il cambio di regolamento, quindi non sto capendo. Cosa devo fare? Non sto proprio ben capendo sto cambio di regolamento in cosa consiste. Io comunque sto sviluppando bene. Qua cosa abbiamo? Messaggio. Vabbè. Sviluppo. Abbiamo un po' di problemi. Ah, qua, madonna. Oh. E sì che ho messo anche le... tutti non riusciti. Ok. Qua come siamo come scuderia? Vedi, siamo scesi al terzo posto. È un continuo saliscendi, però tante ricerche da fare. Ok. Andiamo avanti. Abbiamo portato avanti la Oh, ricerca su diversi ricambi. Non dimenticare di svilupparli. Nessuna possibilità di migliorare l'auto dovrebbe andare sprecata. non posso però. Bloccato e bloccato. Raga, sotto il comandante veneziano, buon podio. Ci siamo in forma, siamo grandi. Ciao!